Rieccoci, allora professor Manocase, poi la telefonata, poi benvenuto. Vorrei portare un esempio che il ministro Robani, quando era ministro del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico, tentò di unificare, perché è un ministero che accorpava, cioè accorpa ministeri che sono estinti. Romani, Romani. Sì, Paolo Romani. Sì, Paolo Romani. Sì, che tentò di accorpare, perché essendo il MISE un insieme di tanti ministeri ormai estinti, ha grandi spazi con dispersioni organizzative e tutto il resto. E ce la mise tutta, ma non ci riuscì a spostare un chiodo, tutte le cose sono rimaste così come stanno e c'era la massima buona volontà di farlo. Quindi torno a insistere che la burocrazia è un mostro, ma è un mostro che si autoalimenta, perché la burocrazia, allora se uno pensa, dice, più burocrazia c'è, più gli tocca lavorare, no, al burocrate. Ma gli va bene, perché più complicata è e più girano mazzette, e mi sa che l'Italia sia il record europeo di mazzette, perché è talmente complicata questa cosa che in qualsiasi punto l'oggetto si inceppa e si deve inceppare. Oppure può avere anche più scappatoie. No, bisogna bloccare, perché c'è un vecchio aneddoto di Francesco II, re di Napoli, che passava attraverso un dazio e c'era il povero daziario molto onesto che era uno straccione e chiedeva al re di aumentare lo stipendio, e il re Franceschello gli disse: non votare, Don Ciccio, non firmare. E tornò dopo un anno e il buon daziaro era ricco, col suo orologio d'oro, la moglie vestita molto bene, e allora gli disse: adesso comincia a firmare. Perché il problema del denegare un diritto al cittadino comporta ovviamente il meccanismo poi della mazzetta, perché è così che gira in questo momento l'Italia. Quindi il discorso delle 75 pandette aggiunte e inutili a un discorso molto chiaro crea questi meccanismi, e in Germania non ci sono queste cose, vi garantisco. In Inghilterra non esistono, non esiste che un cittadino deve fare dei percorsi assurdi per avere un'attività da niente. Certo. Ed essere soggiogato perché non gli manca il diritto. In realtà la legge dovrebbe dargli il diritto di fare, e invece la legge è troppo complicata e glielo nega. Infatti noi avevamo proposto in campagna elettorale per aprire le attività i controlli ex post. Marco, poi vengo da te perché altrimenti mi si chiudono le telefonate, e poi da Paolo Benvenu. Anzi, da Paolo Benvenu dopo le telefonate. Sentiamo la prima. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Se non l'ha messo giù. Pronto? Eccoci qua. Da dove chiamiamo e come si chiama? Da Padova. Mi chiamo Lorenzo. Prego Lorenzo. Poggioni. Prego Lorenzo. Sto vedendo una fotografia in bianco e nero che mi fa accapponare la pelle. La state mettendo ora in onda? Sì. C'è un certo Re Giorgio in quella foto? No. No. Ah no, mi sembrava di vedere un Re Giorgio. Questi sono quelli, i padri della Costituzione. Una parte dei padri costituenti. Re Giorgio. Comunque, volevo dire che in questo momento in Italia non stiamo vivendo uno stato di democrazia, ma uno stato di dittatura della più bieca, perché si permettono di rapinarci in continuazione. Ci vogliono tassare con tasse nuove, dimenticando quello che era appena passato, e con nomi diversi ci vogliono prendere anche più soldi forse. Ma è veramente vergognoso questo. Certo. Non sta né in cielo né in terra. Perché gli italiani si fanno prendere così in giro? L'unico sistema per togliersi di torno questa gente che non sa governare è non andare più a votare nessuno. Devono smettere di votare gli italiani, in modo che così quelli di sinistra sicuramente vinceranno le elezioni, perché loro vanno sicuramente a votare tutti quanti, e vediamo che sono capaci di fare. Risparmieremo un sacco di soldi per tutti quei deputati e senatori di destra che tanto non contano nulla, perché non possono dire nulla, perché sono sovrastati dalla sinistra che è strabordante, e a quel punto
non vanno più al Senato loro, il dottor Marin per esempio, è inutile che vada in Parlamento e non gli fanno dire nulla, quello che dice lui non conta mai nulla, perché tanto conta soltanto quello che dicono quelli di sinistra. Dottor Marin, non vada più in Parlamento, lasci fare, risparmiamo un sacco di soldi, ma rinunci anche allo stipendio. Vabbè, grazie Lorenzo, poi Marina risponderà. Anche subito, perché finché ci votano gli italiani ci mandano per quello. No. Quindi noi andiamo per rappresentare più a votare, poi fra di loro si estinguono perché bisticciano, perché non sanno fare altro che bisticciare. Bisticciano in continuazione. Vedrà, il signor Renzi, il sindaco di Firenze, sicuramente non avrà il riconoscimento dei suoi elettori, perché lo metteranno in un cantone, lo accantonano. Io sono un toscano e so come si fa in Toscana. Ma posso darle un consiglio? Se votate di più per noi di centrodestra, contiamo più noi di centrodestra. Sarà un illustre noi di Forza Italia. Come? Se vota di più Marco Maria, no, Forza Italia, conteranno di più quelli di Forza Italia. Lo prendo come un auspicio per le prossime elezioni. No, alle prossime elezioni Forza Italia verrà annullata. Speriamo di no, mi faccio trovare per... Lorenzo, grazie della telefonata. Le previsioni poi vedremo. Grazie, c'è un'altra telefonata, sentiamola. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sentiamo l'audio studio, eccola qua. Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Luciano da Portogruaro. Prego, Luciano da Portogruaro. Niente, io ho un paio di punti da chiarire. Il discorso della banca europea. Perché la banca europea non acquista i titoli di Stato nostri, se posso dare alle banche che prendono il 5-6% le banche? Quando un imprenditore va a chiedere qualcosa dicono: come posso darti io i soldi a te al 3% in dove lo Stato italiano a me mi dà il 6%? Prima cosa. Perché non può? Seconda cosa, quei famosi 98 milioni del Slot Machine, quanti politici sono sotto per pagare solo 80 milioni? Seconda cosa. Terza cosa, in Italia abbiamo 50 associazioni dei figli dei dottori morti, figli dei piloti, che ci costa 30 miliardi all'anno e non servono a niente. Quelle che sono lì, quando erano i soldi, quando c'erano tanti lugali appese, c'erano per tutti, adesso i lugali appiccati sul soffitto non ce ne sono, si deve tagliare. Certo. Un'altra cosa volevo dire. Quelle imprese che vanno fuori all'estero dall'Italia, vanno fuori all'estero per fare crescere gli altri governi dei paesi all'est, è un errore, perché se quei paesi devono crescere con le sue mani, non con le imprese nostre che vanno là e creano disoccupazione da noi. Certo, però hanno degli interessi ovviamente, perché il costo è minore, arriva la sovvenzione dello Stato, insomma ci sono discorsi che abbiamo già approfondito nelle altre trasmissioni. Non dovrebbero, invece la comunità europea che deve bloccare, dovrebbe dire alla comunità europea: dovete crescere da soli, senza bisogno delle imprese dall'estero che si va, perché dai fini conti dall'Italia parte tutte le imprese e la disoccupazione è fuori in Italia. Certo, la ringrazio. Dopo devo dire l'ultima cosa: i nostri governanti non valgono un tubo, perché per mandare avanti una famiglia, per mandare avanti un'azienda si serve un imprenditore, non serve un politico, e l'Italia è un'azienda. I politici, proprio la vera politica, deve dare a casa, deve essere tutti quanti imprenditori che mandano avanti un paese. Grazie alla telefonata. Grazie alla telefonata. Io mi chiedo che magari qualcuno ha ragione, però poi a votare vanno gli italiani, mica qualcun altro. Sentiamo la telefonata. Pronto? Buonasera direttore, sono Antonio da Roma. Antonio da Roma, mancava la telefonata da Roma questa sera. Mi avete chiamato, direttore. Che tempo fa a Roma, Antonio? Che tempo fa a Roma? Ora si è aggiustato, direttore, però è stato brutto nei giorni precedenti. Beh, però bel tempo, bel clima allora oggi a Roma. Sì, oggi sì, abbastanza bello. Bene, cosa vuole raccontarmi, Antonio? Sì, guardi, innanzitutto, come dico, per rimanere nel clima romano, Gaudium Magnum, perché finalmente al professor Casen, che ripete le stesse cose da un anno e mezzo, almeno in parte gli è stato finalmente dato ragione bipartisan.
si vede che i fatti oramai stanno venendo fuori e i fatti sono duri a morire e non si possono contestare. Io volevo dire, oltre che è da 1 anno e mezzo che ripete le stesse cose, almeno sulla parte riguarda la finanza e tutto quello che non sto qua a ripetere. Il passo successivo che volevo fare, oltre a cosa fa Roma, cosa fanno da Roma nei confronti di Bruxelles? Perché quello è fondamentale. Ecco perché il professore ogni tanto o a qualcun altro dice non si può fare niente, perché noi ci siamo legati mani e piedi con Bruxelles. Allora, la domanda che bisogna fare, chi è che da Roma, è una domanda un po' ingenua se volete, ma io sono un ingenuo, chi è che da Roma va a puntare i piedi con Bruxelles, ma seriamente, chi è in grado di puntare i piedi con Bruxelles? Ci vuole una persona carismatica sicuramente. Come scusi direttore, mi perdoni? Ci vuole una persona carismatica, una persona che Ci vuole una persona carismatica, una persona che non abbia altri interessi, che non abbia aziende da difendere o lobby o altre cose che voi sapete meglio di me. Ci vuole una persona per bene. È così, è difficile, purtroppo penso che sia difficile perché nella politica, la selezione, ma in tutti i campi, scusi, non solo nella politica, nella selezione della classe dirigente non è assolutamente meritocratica. Poi l'ultima cosa, siccome nelle vostre trasmissioni si è parlato si è parlato anche di legge elettorale. Volevo soltanto fare notare una cosa. Quando io dissi che la legge elettorale in una delle vostre trasmissioni doveva venire dopo le riforme costituzionali, qualcuno del Partito Democratico e di qualche altro partito mi rispose circa un anno fa: sì, va bene, però se non riusciamo a farla è importante comunque fare la legge elettorale. Ho cambiato idea, secondo me è importante fare la legge elettorale, perché se noi aspettiamo che fanno le riforme costituzionali credo che ci aspetterà il porcellum. Grazie Antonio, passiamo a chiedere l'ultima telefonata perché abbiamo tante cose e cercheremo di passarne più avanti delle altre. Sentiamo l'ultima telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, buonasera. Con chi parliamo e da dove? Sono Sandro di Sacile. Di? Sacile. Sacile, prego Sandro, prego. Allora, mi riferivo all'ultimo che ha parlato dei signori che erano lì, dicendo che purtroppo non è che la destra, la sinistra, il centro sono tutti uguali. Voglio dire, Berlusconi ha vinto le elezioni per 20 anni ma non ha mai vinto da solo, è sempre stato insieme ad altri, ma chi ci ha portato nel fango sono solo loro, tutti quelli che sono al governo, tutti, la destra, la sinistra, tutti ci hanno portato dove siamo alla fine, purtroppo. Era meglio un dittatore unico, almeno ce n'era uno da mantenere, almeno ce n'era uno solo da mantenere, qua che ne è un disastro da mantenere, che non producono e costano solo soldi. Grazie Sandro della telefonata. Questo è il problema che abbiamo in Italia. Grazie Sandro, è un problema che lo dicono la Filippin, giustamente durante la pubblicità Filippin ha detto io e Marco Marin siamo da 7 mesi a Roma e i primi 2 non ci abbiamo nemmeno lavorato, quindi fateci un po'. No, c'era perché Bersani faceva il tentativo Movimento 5 Stelle. Ovvio, per quel motivo non avete lavorato, è chiaro. Dunque anche loro cercano di capire com'è la situazione. Benvenuto. Beh, io una volta vedo molto più arrabbiato nell'affrontare i problemi politici. È l'età o cos'è che l'ha reso così più tranquillo? È una specie di disincanto rispetto... oppure la stanchezza? No, guardi, io penso che c'è un dibattito che è assolutamente e per larga parte inutile. Cioè nel senso che noi siamo sviluppiamo dei ragionamenti sulla situazione nazionale, sul quadro politico, le baruffe che si fanno dentro fuori. In realtà cioè, chi decide, chi comanda, chi governa, come ha detto non molto tempo fa Mario Draghi, è il pilota automatico. Cioè sono le scelte che vengono fatte in base ai trattati europei, la Costituzione europea, il patto di Lisbona e via discorrendo, vengono fatte dalle burocrazie europee, perché la burocrazia più potente è la burocrazia europea. Non è, cioè, certamente in Italia qua ci sarebbe un grosso discorso da fare. Noi abbiamo avuto una burocrazia in questo paese che è stata in continuità perfetta, diciamo così, dal Regno d'Italia è passata attraverso il fascismo e ha continuato dopo sempre nella stessa forma, con lo stesso tipo di relazione con lo Stato, con i poteri forti, con l'economia, eccetera, in tutto l'arco di 170 anni sono adesso. Ecco.
Questo è il punto, cioè, tutte le discussioni che noi facciamo sono sempre discussioni che non sono mai dei veri approfondimenti, perché sono sempre, come dire così, no? Molto legate così alla discussione, a una discussione secondo me superficiale. Se noi vogliamo discutere di questi temi dovremmo avere uno spazio di approfondimento vero. Prima il signore ha detto: ma come abbiamo bisogno di un leader carismatico che vada in Europa a sbatta i pugni sul tavolo? Non è vero, abbiamo bisogno di disobbedire ai trattati europei, è un'altra cosa. Cioè in Grecia il primo partito oggi, almeno nelle intenzioni di voto, è Syriza, che è il partito fratello di Rifondazione Comunista, che ha come programma la disobbedienza ai trattati europei, cioè la non accettazione dei vincoli imposti dalla burocrazia europea alla Grecia, perché quei vincoli stanno distruggendo l'economia, la società. L'hanno già distrutta. Ecco, no, ma diciamo, forse c'è ancora un po' di spazio per risalire. E queste sono, cioè, ecco, mi trovo, cioè, se non c'è una possibilità di approfondimento, se non c'è una possibilità di andare, come dire, all'origine delle contraddizioni, io sento, cioè, a me, non mi piace discutere quando si parla dell'Europa e c'è chi dice ma bisogna... La Costituzione europea ha previsto che la Banca Centrale Europea non finanzi i titoli di Stato, il debito sovrano dei paesi europei nel mercato primario. Quel signore ha chiesto giustamente perché noi dobbiamo pagare 5, 6, l'8, il 10% di interessi alle banche che pagano il denaro, ricevono il denaro dalla Banca Centrale Europea allo 0,5 e all'1%. 0,25. Ecco, adesso 0,25. Va bene? Ha ragione, è una domanda. Perché allora chiediamoci le banche spagnole travolte dalla bolla immobiliare spagnola e quindi alla canna del gas sono state finanziate con 100 miliardi di euro dall'Europa e la Grecia è stata fatta morire e bastavano 10 miliardi per salvare il paese, e questo non si è voluto fare. Perché si è scelto e si è deciso di mettere alla fame o comunque una condizione, quella che è adesso, i paesi come la Spagna, il Portogallo, la Grecia, l'Italia? Perché c'è una ragione, andiamo a discuterla e comprenderla. Cioè, tutte queste cose qua, cioè, non possono essere, come dire, discusse così. Hanno bisogno di un approfondimento serio, di un ragionamento serio. Io penso, ad esempio, che una cosa da dire, prima è stato detto, no? Galan e la Casellati, i deputati di Forza Italia, quelli eletti da Berlusconi, stanno con Berlusconi, perché sono stati scelti da Berlusconi. La maggioranza dei consiglieri regionali di Forza Italia, del PDL sta perché? Perché gli uni sono anche espressione del territorio, di una realtà, diciamo così, produttiva e sociale che magari non partecipa al blocco di interessi che è rappresentato a Berlusconi, perché magari oggi nel Veneto le imprese che tirano sono quelle legate all'esportazione e quelle che magari sono meno interessate ai consumi interni, che invece interessano di più altri settori dell'economia, della produzione, eccetera, che sono contro i vincoli europei, magari giustamente per alcune ragioni. E quindi Paolo Benvenuto... Cioè, la discussione deve essere... Ecco, ma c'è la soluzione, Paolo Benvenuto. Io gliel'ho detto prima, dal mio punto di vista la posizione corretta oggi è disobbedire, non uscire dall'Europa, disobbedire ai trattati europei. Vuol dire sforare il tetto del 3% del bilancio, vuol dire non accettare il fiscal compact, non accettare tutte quelle che... Un paese come l'Italia è un paese che ha un'economia che è la seconda o la terza economia manifatturiera d'Europa, non è certamente un paese che non conta anche dal punto di vista geopolitico strategico, perché è un punto fondamentale di equilibrio nel Mediterraneo, verso il Medio Oriente, verso l'Africa. È un paese che può, non perché ha un leader carismatico, ma perché ha una linea politica
diversa da quella che oggi è rappresentata dalle... Scusa, ma non è una soluzione quella di uscire. Non ho detto di uscire. Perché se tu disobbedisci, poi ne hai tutte le conseguenze delle multe e quant'altro, eccetera. Quindi o te ne vai fuori, va bene. Ma perché? Ma se lo fanno più paesi, se invece se domani in Grecia vince Siriza e altri paesi fanno la stessa cosa la Germania è in grado di imporre questa nuova gerarchia dell'Europa che sembra ricostruita sul modello delle linee di movimento dello Stato Maggiore tedesco nella prima e seconda guerra mondiale? Non lo so. Ma questa è un'altra cosa. Questa è una discussione strategica, non è parlare... fare aggregazione, ma è una discussione strategica. E contrapporre a una logica di rigore tedesco, no? A una logica molto più aperta che può essere passare tra il Portogallo, la Spagna, l'Italia, la Grecia. Ma è una discussione. Sì, ho capito. Marco Maria, chi sa parola, poi la Filippina. Brevissima. La prima cosa, faccio solo un flash al segretario di Rifondazione Comunista. Io mi riferisco a cose che ho sentito perché non mi appassiono moltissimo. Io faccio solo un flash per una scelta politica che ho fatto. La maggioranza dei consigli regionali è venuta in Forza Italia, tanto come la maggioranza dei parlamentari. Avevo capito diversamente. Però la maggioranza, sto parlando del territorio nazionale, per quello che riguarda il Veneto. Io ho parlato del Veneto. Io finisco un attimo. Scusa, siccome il termine di consenso vale per la Campania e la Puglia come per il Veneto e il Piemonte, volevo dire, perché il termine di consenso, la preferenza, vale in tutte le regioni d'Italia, tranne che per la Toscana, governata dalla sinistra, che ha una legge col listino bloccato, no? Perché la legge nazionale... E primaria obbligatoria. Sì. Perché per il PD. La legge nazionale, cerco di elaborare un semplicissimo concetto, sono stato toccato parte in causa come Forza Italia, dico la legge regionale. In Toscana la legge nazionale è stata copiata per certi versi alla Toscana, che prevede delle liste bloccate. Poi il Partito Democratico fa le primarie, punto. Per quanto riguarda invece Forza Italia, il rapporto fra deputati e senatori e consiglieri regionali è più o meno simile e rappresenta i 2/3 e l'1/3. I consiglieri regionali, a parte la Toscana, sono eletti a preferenza in tutta Italia, quindi il Veneto vale il Piemonte. Per quello che riguarda il Veneto, io cerco di prevedere il futuro, come prima ha fatto un telespettatore. I conti sul Consiglio regionale li facciamo fra circa 2 o 3 settimane, perché entrambi i partiti stanno organizzando, ma è una cosa locale, quindi credo che appassioni meno i telespettatori. Comunque facevo un ragionamento solo sul Veneto, da quelle notizie che avevo relativamente. E lei ha ragione rispetto al Consiglio regionale del Veneto, cioè a differenza di oggi mi pare che sia 9-5, 2 incerti, cambia poco, sarà 9-7, fosse anche 12-5, cambia poco, lo di 4 però di quelli del listino, cioè quelli senza preferenze, sono 3 da una parte e 1 dall'altra, quindi poi si riduce ancora la differenza. Sui 13 saremo 7-5. Bisognerebbe analizzare tutto, sa che c'è il listino bloccato. State attenti, io vorrei parlare. Aspetta che arrivo, mi faccia completare, arrivo velocemente. E lo stesso vale naturalmente per i deputati e i senatori di tutti i partiti. Io penso di essere stato candidato perché ho vinto gli ultimi 2 congressi del mio partito a Padova e quindi ho dimostrato di avere consenso. Punto. Sull'Europa, posso dire una parola sull'Europa? Certo. È vero, noi contestiamo, noi di Forza Italia, che sia un'Europa troppo di rigore, troppo germanocentrica, perché ogni paese ha caratteristiche diverse. Aggiungo solo una cosa e sottopongo alla discussione, e concludo velocemente, capisco che ho parlato troppo, un tema: il problema di stampare la moneta. Cioè la banca europea non può stampare la moneta. La Federal Reserve negli Stati Uniti stampa la moneta. Il Giappone sta uscendo dalla crisi come? Stampando la moneta. Sì, ma l'avete votata voi questa cosa? Quello che non potete dire. Non l'ho interrotta neanche quando ha parlato del mio partito. Mi faccia finire e poi lei mi risponde. Mi faccia finire perché come le ricordava l'ex presidente della provincia di Padova, in politica si cerca di mettere insieme le cose. Cioè il concetto è: facciamo un ragionamento tra paesi, perché noi pensiamo che bisogna stare in Europa. Facciamo un concetto tra paesi e cerchiamo di cambiare la situazione. Marco, il professor Manocase sul fatto di stampare la moneta nel limitare
a copiare nel Giappone. Sono anni che in questa missione lo diciamo, anche noi lo diciamo, e io mi domando come mai la politica non lo fa, mi domando come mai la politica non l'hanno già votata, perché l'asse franco-tedesco, l'asse franco-tedesco, cioè Sarkozy, il PPE, la socialdemocrazia non volevano questo, e credo che Berlusconi Forza Italia abbia fatto una battaglia in questo senso, è nelle logiche di tutte. È un interesse. Certo, professor Manocase, mi permetta professor Manocase di chiederle, perché questi ragionamenti che si fanno questa sera, io vorrei prendere puntate di quando abbiamo iniziato questa trasmissione un paio d'anni fa, lei li diceva un paio d'anni fa. Noi li dicevamo nel 2006, esatto, 2004, 2005, quando si è votata la Costituzione europea. Dicevamo sul ragionamento dell'Europa, della persona, delle stampare i soldi, delle cose che bisogna prendere i voti per imporre le proprie idee alzando la voce. La sinistra europea è data il raddoppio dei suoi europarlamentari. Se in Italia abbiamo qualche problema lo risolveremo. Posso finire, Marco Marin e Paolo Benvenu, chiedere al professor Manocase. Si diceva, adesso la politica lo sta dicendo in maniera anche abbastanza insistente, però non si fa. Perché non si fa? Perché non facciamo come noi, come il Giappone, che ci stampiamo la moneta? Non lo so, perché non si vede qualcosa per il bene? Non c'è nessuna possibilità di farlo perché stampiamo una moneta virtuale, è basato su niente l'euro. Una volta si basava la moneta sulla base aurea, si basava sulla domanda e sull'offerta. Oggi il prezzo dell'euro volutamente è tenuto altissimo perché è interesse della Germania avere un effetto positivo nell'esportazione e negativo nell'importazione. E quindi abbiamo visto, l'abbiamo fatto vedere la volta scorsa, no? Lo sbilanciamento. Era esattamente il contrario. Quando prima la Germania non aveva l'euro, aveva il marco, la bilancia dei pagamenti era negativa, adesso è positiva, ma è fortissima, ma loro devono investire in Cina. E parliamo di cifre folli che stanno investendo, e stanno investendo bene, ma sulla schiena nostra, perché noi non siamo... Ma non ne possiamo uscire da questa situazione. L'economia va organizzata, non è una questione solo di domanda e offerta, di spontaneità. Eccola qua il bilancio. Germania, brava la regia che ce l'ha tirato fuori, eccola qui, bravo. 120, meno 126, dopo l'euro 1791. Cioè parliamo di quanto? 15 volte. E questo, i tedeschi si sono organizzati sapendo cosa volevano dall'euro e sapendo gestirlo. Noi non l'abbiamo fatto e abbiamo pagato pegno. Ecco, guardi, la nostra bilancia era positiva prima dell'euro, no? Ed è negativa, tremendamente negativa dopo l'euro. Ecco, la medicina, è una domanda banale, però la medicina, ci sarà una medicina? Oppure sprofondiamo? Perché siamo sottomessi, abbiamo dei rappresentanti del governo che non hanno carisma o quantomeno vanno a lesinare delle cose quando si possono chiedere. Mi faccia dire che Berlusconi non lo faceva. No, allora, Berlusconi lo ha fatto, è uno dei motivi per cui lui ha dato le dimissioni, perché si imponeva ad andare contro un determinato tipo di gestione dell'Europa. L'ha raccontato Zapatero, professore, no? Certo. In questi giorni sui giornali è uscito quello che diceva Zapatero. Berlusconi andava a contrastare questa logica germanocentrica, perché noi siamo europei ma siamo prima italiani, noi vogliamo bene al nostro paese, difendiamo il nostro paese. E non è riuscito, non si può andare, non era carismatico. È riuscito talmente tanto, scusa, è riuscito talmente tanto che per esempio con l'energia, col gas, l'Italia non dipende più dalla Francia, dalla Germania, ed è stato attaccato per questo, perché adesso c'è un altro percorso. Sì, l'ha fatto con Putin e la Russia. Sì, ha difeso i nostri interessi. Ma io, siccome non penso che tutto... Io ho detto prima le persone per bene sono dappertutto, ma bisogna anche riconoscere i meriti anche dell'avversario, no? Anche se un avversario poi ti batte, se no devi essere proprio niente per farti battere sempre da uno che non vale niente, ma non è così. In Europa noi abbiamo una posizione diversa dalla vostra, sono entrambe legittime. Mi pare di capire che oggi in molti vengono su questa posizione perché anche Enrico Letta pare timidamente, per carattere, per età, incominciare a avviarsi a dire noi siamo italiani, non siamo tedeschi, no? Perché è evidente, i dati che ha fatto vedere adesso la redazione prontamente, è chiaro che strozzano il nostro paese. Ma non è solo il nostro paese, Luca. Ma io sto parlando dell'Italia, faccio parlamentare italiano e difendo il tricolore. Se i paesi che hanno più problemi e che hanno interessi comuni, prima di tutto, e hanno da difendere degli interessi che sono abbastanza omogenei, non si mettono insieme
e si impongono una politica diversa, non andiamo da nessuna parte. Sono talmente d'accordo con te che sto difendendo quello che ha detto Zapatero, che è del PS. Zapatero ha detto che Berlusconi a tavola teneva duro coi tedeschi e coi francesi, mentre lui stesso era in imbarazzo, era quasi pronto a firmare. Era limitativo, perché se Berlusconi lo faceva in prima persona doveva prima trovare alleanze su politiche uniformi, no? Con la Spagna, il Portogallo e la Grecia e noi. Voglio vedere se si mettono dei paletti chiari, se la Germania ci lascia scusa, è quello che ha cercato di fare con i turchi, perché era amico, del premier turco. Però insomma, quella storia è storia, poi uno può essere d'accordo o meno. Però Berlusconi in Europa portava l'Italia in modo forte. Marco, ma facciamo così la pubblicità. Allora, prima di andare in pubblicità, vi faccio sviare un attimo. La nostra Belmaris Case, la nostra collega, è andata a intervistare Natalino Balasso, prendetela con beneficio, che è un comico, poi tra l'altro nel nostro territorio di Rovigo, è andata a chiedere cosa ne pensa di Berlusconi, di Alfano, di Renzi. Stiamo cosa ci dice. Arriva. Cosa ne pensi in merito? Sentiamo l'audio. Ecco, la ringrazio per aver parlato al mio microfono. Non ne penso niente, insomma, penso che quando un senatore viene condannato debba andare via dal Parlamento, ma secondo me dovrebbero andare via dal Parlamento anche tutti quelli che sono stati condannati prima, e quindi il Parlamento più pulito non si è ancora avverato. Ecco. Quindi penso che sia, come sempre in Italia, una cosa molto parziale, molto limitata, perché se vogliamo onestà bisogna che per primi i politici siano onesti. Io non sono uno di quelli che stappano bottiglie di champagne perché hanno messo fuori Berlusconi, insomma, anche perché Berlusconi, avendo i soldi, è uno di quelli che possono influire moltissimo nella vita politica, come tutti quelli che hanno i soldi, d'altronde. Alfano e Berlusconi per te erano d'accordo? Non ne ho proprio la minima, ma sai la minima idea di cosa che passa per la testa a Alfano, cosa passa per la testa a Berlusconi? Io so solo una cosa, che in Sicilia, l'aveva scritta Gramellini questa cosa, in Sicilia c'è un signore che appoggia la sua bicicletta da 3.000 euro, gliela portano via. Subito se dà da fare la polizia costiera, la polizia marittima, e nel giro di 2 ore recuperano la bicicletta di questo signore. A Piacenza un signore appoggia la bicicletta al muro, una bicicletta vecchia, gliela portano via, la polizia dice che purtroppo non c'è niente da fare. Ecco, vi sfido a indovinare chi dei due era Alfano. Adesso sarà il futuro PD e me ne domandi a me, io non sono un caso della vita, cioè sono un comico caso, cominciate a chiederlo agli analisti che ne sanno meno di me, questo è il problema, ecco perché sei venuto a domandarmi a me. Se il PD mette su Renzi, il PD avrà un futuro, se no, insomma, il PD avrà un passato, dopo a me quello che avverrà me ne frega poco, insomma, ecco, voglio che cambi l'Italia, che cambi gli italiani, basta parlare dei politici che hanno... Ma basta, va, è meglio che sto zitto. Se Natalino fosse un politico, chi vorrebbe essere? Se io fossi un politico? Putin, ovviamente, no? Cioè, ma ti immagini? Cioè, io posso mettere in galera chi caso mi pare, ma certo vorrei essere un zar. Cosa ha bisogno l'Italia per uscire da questo periodo di crisi? Allora, voi volete da me la ricetta per uscire da questo periodo di crisi? Insomma, l'Italia per uscire da un periodo di crisi ha bisogno di italiani migliori, quindi non uscirà mai da questo periodo di crisi. C'è un Natalino Balasso, tra il ridere e il serio, credo che è qualcosa di giusto. Vittorio Caserini, Alfano o Berlusconi, prima della pubblicità? Se sono per Alfano o per Berlusconi? Sì, ovvio. Ma te l'ho detto prima, a me dispiace che siano divisi, certamente credo di più nella valenza di Berlusconi, senza dubbio. Alfano lo vedo un personaggio debole e non credo che sia l'uomo in grado di coagulare i consensi dell'elettorato moderato. Vado in pubblicità, poi voglio dire anche Renzi e Cu, però a me due renziani, quindi no, è una domanda che non la faccio neanche. Tra poco rimanete con noi.